Saluto a tutti! Oggi a Fabriguccia siamo da passare affari proprio strani. Si piano tutti per maghi, a chi canta i maghi, a chi si serve di mazzette magiche per inventare un mondo, pila di quando verso il cervello. E conto non tai scolari di bonteleccia per raccontare tutto questo. Osidi. E ora andate ai vostri fratelli, fatemi un piacere e fate che la magia sia ona. Andate subito, andate! Ecco, e ora d'apre e portati a Fabriguccia. Tu Ma siete già tutti travestuti così belli? Salute, Francine. Salute! Allora, vedo che siete già in der magia. E siamo un traccio di broadi già e nostre mazzette. Ullala, già appena paura così. Forse abbiamo trasformato in qualcosa, Francine, non No. per provare un po' queste mazzette. Proviamo. Ma chi mi ha giuvato io? Trasformiamola in mijo. Proviamo d'orno. In ranocchia. Mi pare che abbiano essere mazzette, Dunque, a mettere in piazza una piccola scenetta in giro a nostra magia. E aspettate, e se noi facciamo una gabbra? Allez, si pronto? Allora, tu sei un gabimatia di maghi. Allora, prova pure. Ma da trasformare a me in cabra? Allez, prova pure. No! Una gabbra! Bon, così di. Ti era per fare un'occhiata a Fanu. E un'occhiata a Fanu abbiamo sempre. Bon, Zidi, ci tocca legge a nostra consina, comunque. Allora, mettere che scopre, Allora, qual è chi legge a consina? Pierre-Marie, vieni qui. Pia pure a consina. Ecco. Allora, Ali, leggi leggi abbastanza forte, Fica e parole, Lonzo. Ficca e parole. zucchino, courgette, strasio, Cosa? in da ostra scenetta. Ficca e parole, zucchino, lonzo, curredia, stradio, in da ostra scenetta. Ma chi è? Ma chi si intraccia di va oggi? Bon, adesso è difficile di ficare tutte queste parole. Le bare. Ma broa, queste idee sono teatrine. Bon, allora, io propongo di va a scuola di maghi. Visto che tu sei vestuto così, ti propongo di essere un maestro, d'accordo? E qui abbiamo i tre scolari. Chi sono i nomi che non possiamo avere i nostri tre scolari? Ce l'hanno i nomi, Ce la dai i nomi? Chi possiamo trovare? Tu chi sei un maestro? Arrigo, Arrigo, Udini Udini, e Copperfield. te. Buona. Mica male. Nomi scelti, già c'è già fai a andare a Fanu che mi aspetta perché chi ce l'ha cantata di noi. Speriamo che lo mi dirò una bella canzone, non so come mica. Ma giustamente, Yeah. posto che hanno parlato di Udini, di pure a Fanu di questa canzone, quella di Gantili, Udini, è magnifica. C'è un'idea che... Ah già, Ili, a dopo. Allez, a dopo, Saluto a Francine. tutti. Salute! Come andiamo? Tutto Va va bene? Allora, era con Pedro che mi ha fatto una bella proposta e voglio sapere tutto che ti hai scelto come canzone. Beh, io ero appena... Non so mica, non ho mica scelto canzone, non so mica se tu hai un'idea per noi, E perché... per la magia. Ci deve una bellissima. Di quale? Sai di quella canzone di Gantelli? Ah, yeah. Udini. Udini. Di un mago, Udini, di un conoscete famoso mago. Udini? Sono sicura. Conoscete? Cantiamo, no? Ah, vogliamo cantare? Di già ballano. Chiamatemi Udini e viatemi per mani e poi lampademi in mare. Non taglio strugaglione in due siti bansezziti imbarcherai a Ugiavi. Capiare l'amaro e pisare. Vedi che conoscono? La conoscono? Allora, se ne parliamo appena di questa canzone, a posto che la conosci. Yeah. Allora, quale è su Udini? Tommaso? era un mago famoso. Ah, e qual è su di dillo? Vi presento Tommaso. Tomà conosce i maghi.
Dunque fece a magia udini, dunque ho fatto questa che la io non lampa nel mare. Di una vera storia. Di una vera storia. E chi si è passato? Qual è che sai tu? Era conosciuto per qualcosa di famoso, era liado sotto l'acqua con belle bastogne e dopo si liberava. Dunque era veramente un mago. Tutto che bene per magia, non c'è mica segreto. E poi? E allora, sul gruppo che l'ha fatto, come si chiama? I Gantelli. I Gantelli. Qual è questa idea? Si chiama Lucie. Lucie, salute, qui è Lotti d'Urchini. Allora, fanno, voglio lasciare lavorare forse. Dobbiamo lavorare. Ed è una canzone magnifica, spero che avrete ucciserà, perché chi è a di ballare, no? Si canta, ma si va alla Fabriguccia. A dopo. Ti ne ridi metto, a dopo. Saluta Zidelli. Salute. Come va? Vabbè. Prima di cominciare lasciatemi mettere un scorzale. Allora, sapete che oggi a Fabriguccia è magica di a magia. A me mi piace assai a magia, non so come a voi. Mi piace? Allora, per Sudema ho scelto di Vabiva un biscotto che si chiama un biscotto magico. Prima di cominciare a presentare il nostro fratello, dobbiamo presentare i cucinari. Abbiamo Anna. Salute. Abbiamo François. Salute. Abbiamo chiamata Maria. Salute. E abbiamo il nostro Lisandro. Salute. E oggi un teso di un saluto. Sapete dove lo dice che è saluto così? Di? In Balagna, abbiamo 4 balanini oggi e sono contenta. Allora, dunque, sul biscotto magico abbiamo da cominciare a figliolare gli ingredienti. Allora, abbiamo qui un garamelo. Dopo c'è? L'olio. Abbiamo di nuovo. L'udiru. La farina, lo zucchero, il latte e l'acqua. Bravissimi! Allora, prima di cominciare le nostre tappe, voglio fare una domanda. Sapete perché chiamiamo un biscotto magico? Perché c'è 3 livelli. Ci sono 3 livelli di beta cottura. Poi abbiamo una sola basta e ci sono 3 livelli di cottura. Quando l'avremo compio e che noi taglieremo dando cinema bene. Dunque, allora, cominciamo per far strudere il caramello con il latte. Allora, il caramello ne giolano 20 e di latte ce n'è un mezzo litro. E abbiamo mandato a Chiara Maria e a François di venire in tutto. Dunque, il vogo, pia de burro il caramello voilà, tu Chiara Maria a fa, cadi. Puis il latte e il lampigui. Lampa una gazzarola. Bravo. E poi dopo ci lampade il vostro caramello. Allora, fate appena. Ecco. Aiutalo a girare dunque il caramello, sta attento, non si appiccica. E noi abbiamo da avere il resto di azosul. Allora, ci sono qui da misurare 80 grammi di zucchero. Allora, io vi propongo di accendere la bilancia qui. Accendila. Poi abbiamo il zucchero. Allora, sei tu chi pia misura. E tu, guarda, quando tu ce ne vuole. Aspetta, forse chi qui ti scumoa, no? Allora. 115 grammi di farina. Di farina, tu fai la farina e di zucchero quanto ci vuole? 80. Allora, lì a te, misura 80 grammi. E dopo tu carate, Anna. E poi quando avrete via da misura, metterete dei gusti. 2 vasetti di vetro. Attenti qui a misura. Curave, che dopo quando è troppo zuccherato non è mica uno. Allora, siamo qui a quanto, Lisandro? 78. Bravo. Ci siamo quasi, quanto ne giole? E molto 80. Ah, ce n'è appena di più, che ce n'è appena. Ecco, bravo. Allora, ora puoi mettere a sobbiazza, che metti 2 vasetti di vetro. Allora, lascia dobbiazza, che ora li tocca a misura a farina. Quanto ne giole, farina? 115. Ecco, diciamo a zero e poi qui. Chi dice il nostro caramello? Studia mica. Se tu sei stanco, puoi lasciare fare appena François. Ne? Chi è lui i muscoli? Ma mi lascio misura e io andare a stare assente a fare spia. Non fate mica rimore. Chi Pedro di accanto qui, chi fa giù teatro. Una formula magica. Bravo, bravo. Bon, dunque, a Muetto, David, quello che fa già a ricubudere. C'est tout.
Yeah. C'est tout, Pierre-Marie. Yeah. Qual è David Copperfield David Copperfield. et Houdini. Houdini, d'accordo. Salut, Entredevous. Arrigo Boudet. Circuit. Arrigo Houdini. Circuit. Arrigo Copperfield. Circuit. Ma un mio nome è David. Boh, che mica male come principio, di già, eh? Mica male come principio. Allora, Oggi le zio per imparare a fare un incantesimo. Posso buono. Abracadabra. 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 Oh, Enrico, va la venire. Non è mica oggi Disney qui. non è mica cosa, non è mica inteso. Non è mica oggi Disney qui. Ah, quindi, beh, Arrigo, fa la venida. Oh, Enrico, fa la fine. Non è mica Walt Disney qui. Non è mica Walt Disney qui. Prima ci voleva pensare a un legume. Zucchine. Bravo. Dopo qualcosa in rapporto con porco. Un lonzo. Bravo. Dopo ci voleva pensare a un gas. Allora, prima, aspetta, Correggia. ci la pensa. Correggia. Corretto. Allora, anche quando devo parlare di mica, ce la sta in due ruolo. Si degui così, fidiate a ciò che la va Gemili. Non è mica perché che buon parla di mica, ce la mica sta in due ruolo, hai capito? Anche tu sei sempre un maestro, ascolti così, d'accordo? Allez, ribiem, continuiamo. Allora, Zide, è strutto questo caramello con il latte? Va bene. Perfetto. Allora, abbiamo da agganciare l'uovo, abbiamo da mettere qui, mettiamo da ganto per un momento, e dopo di va scrudere un nostro udiro. Allora, quanto ne vuole budiro? Zide, guarda da zosola, scritta. 125. Allora, 125. Allora, l'abbiamo da misura, donc, eccolo qui. Mettiamolo qui, rimettiamolo a zero. Ecco. Allora, oggi do a misura, donc, udiro 125 grammi. Qual è che dai? Proviamo? Allez, a te, Chiara Maria. Puis, a sua misura, ne vuole appena di più. Un baibu fino a qui. E taglia. Forza! Vuole guardare Udi? Oh, vabbè, hai che ci lavaggi. Allora, proviamo a metterlo dentro. Quanto ce n'è? 62. Ecco i nostri 125 grammi di udiro. E abbiamo una gazzarola. Anna, abbia gazzarola? Yeah. A metti in tuo vogo. Allez, se devi cucinare, metti la burro, allez, lampa di udiro e accendo. Aiuta a mettere un nostro caramello gallo gusti. Posto che la gazzarola è calda, ma va un nostro udiro dentro. D'accordo? Yeah. Ecco, quindi è fatta allora, Anna. Lampa udiro una gazzarola, per piacere. Ecco, ora tocca a te, fallo strudie. Se ne sorteva, Attento, non fa lo rougiamo da la panna al vogo. Ecco. Allora, idee, una volta che sarà strutto, vi toccherà dunque a separarlo e dunque Dorolo. e a farina, mischiare dunque con zucchero a farina, lampa il nostro udiro, il nostro latte con caramello e mentre poi fate che e andiamo a fare spia alla telo di gatto, che ne dici? Non mi balesa, hai capito di armare un dinuta? Allez, a dopo, idee. Il y a des mi mani, pour un pas de mi mare. Bravo, perfetto. Allora, cari telespettatori, vi presento Luca. Vuoi cantare solo? Yeah. Allez, cominciamo. 1, 2, 3, 4. Chiamatemi Ugini. Allora, aspetta chi dà. Eliademi per i mani, pour non pas de mi mare. Continuate. Nanta o strugaglione, in due zitte le manti zitti, rimarcherà Giamugiabi. Hai un ribiglio. Capia della Maru e Pisa delle Vele. Bravo. Allora, io voglio sentire la nostra gara Milene. Puoi cantare? Yeah. 3, 4. Stringhi camiciole e Asciuttami fondi gale, troverai soluzioni. Aspetta. Regala dei miei besci,
Adjuzango avvelenado, imbarcherà già contabi. Allez, fais-moi ribilou insieme. Piglia dell'amore e pisare. Allez, François, lampa ou dire. Tiara Maria, tu riminega già tempo, tu lampi e tu rigiri, eh? Più forte, così no? Brava. Allora, mettiamo un'altra che è mischiato, bravi. Anna, bene tu, lascia la piazza a un nostro caro Lisandro e ora Anna lampi dentro a nostra basta o latte con caramello, piano piano che è caldo, vuoi che ti aiuti o ci lavagi? Allora, faccio io, così non ti arrugia. Rimunighe, abbiamo furia. Bravo. Anna, a te di rimuniga appena, Pia rileva. A te. Ecco, ora che basta di fatta, è da metterla nel nostro piatto e è da metterla al forno. Che ne idee? E ora, è una rama di baspa. Allora, ora ci siamo. Anna, metti la spatola dentro. Lampiamo gusti no piatto perché chi è ora di metterla al forno, eh? E da mangiare su biscotto quantunque, non mica fatto tutto che per nulla. Ecco. Allora, Lisandro, vuoi aprire il forno a dove piace? Allora, mentre andiamo a mettere il nostro biscotto a coge, e vi propongo di andare a ritrovare la nostra piccola giornalista Lucia, che oggi si trova da parte di Portogallo, cioè da mettere una magia nell'occhio di questa seconda villa che si chiama Porto. A te, Lucia. Oh Francine, mi pare che oggi, come sempre, siete in piena forma. Ma per quelli che facciano muso, seguitatemi, che vi porto a scoprire la città di Porto. Questi i colori incantano la vita fino a fascia i muri della città. E non vi parlo manco di azulejos, che ne troviamo in luogo e anche un'altra saggezza unica di Portogallo. E che siamo in Portogallo, un paese di esploratori. E se c'è un luogo che mi garba assai, di proprio su un museo dedicato a scoperte fatte dai grandi navigatori. Vi mettete in una caravella e in 20 minuti potete campare 3 secoli di storia. Ma piemo appena d'altezza e scopriamo i ponti che francano d'oro quello fiume che ha fatto la ricchezza di Agida. Ma da quello fiume ci volate pas in porto, che il luogo non è tanto piano. Anche di gradia, i venti elettricos danno l'assalto ai depe di Agida. E a modernità manca questa seconda città di Portogallo. Palazzi antichi rinnovati, una libreria trasformata in ristorante o quell'hotel magnifico. Infine, c'è da fare e mi ferma tante cose da visitare. Ma chi fa per compiere? Entri in sa cattedrale fortezza, cattedrale spudica di Agida o franca o d'oro per scruzzola in Villa Nova di Gaia. Bon, tre radio. E poi, cari amici, non vi piantate di far campare l'anima di Fabriguccia. E così il biscotto è cotto, è bello, no? Yeah. Allora, ora di vedere a magia è con noi, è mudata ya su biscotto. Comincio. Siete pronti? È mudata vedere il vostro lavoro è fatto correttamente. Guardate. I vedi, amica? Ce ne sono 2 Guina. Non 3. Guardate. 3 colori, eh? 3. Si può dire che noi siamo maghi, eh? Siamo tutti maghi qui. Allora, idea ora di Paspalo. Te, cominci tu, Chiara Maria, Paspalo. È buono. È buono? È buono? Buono. A te, un pizzadello. E tu? Oside, Paspadello è, permette ora di andare giù a Pedro e di fare una pemna di teatro. È buono, mica? Ah, buono. Oside, a ringraziarvi e a vedere. Oh,
Francine. Chi dice sta scena? Ah beh, A magia bia o mica? a magia pia più che beh. Aie? Il nostro maestro qua e se tu ben regacciati che l'hanno drogo, Aie? di già siamo a scena bella avanzata. Allora posso vedere anch'io? Allora, ribiemo per Francine, no? Da principio. Ma allora, ribiemo, ma se mi posso permettere, un maestro, cioè se di più, in un ruolo di un maestro. Allora, metti devi da redo e aspetta, donc se devo di a scuola, allora voglio tutto, come deve tanto, ma con assai più energia. Allora, Salute, entre de bourg. Arrigo Boudet. So qui. Arrigo Houdini. So qui. Arrigo Couperfil. Ce qui m'a au mio nome è David. Ah, Bon, allora oggi le ciò per imparare a fare un incantesimo. Posso buono. Abracadabra. 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 Arrigo, va la venire. Non è mica Walt Disney qui. Prima c'ho la pensa un legume. Zucchine. Bravo. Dopo qualcosa in rapporto con il burro. Un lonzo. ah, Bravo. Dopo c'ho le pensa un gas. Correggia. un gaso. Ma che dice? E andrà. Tocca a te, Arrigo. Lonzumot. Zucchino flacchino. Maneggia correggia. No, non è mica che. A me maestro, a me. Lonzumot. Zucchino flacchino. Correggia chi puzza. Vabbè, un tipo più ride. E io già, maestro. Couperfil. Si sempre stato più forte. Ascoltate lui ribiate con lui. Lonzumazzo è storto. Lonzumazzo è storto. Zucchino meschino flacchino. Zucchino meschino flacchino. Maneggia gureggia chi puzza. Maneggia gureggia chi puzza. Che si passa qui? ecco. Chi sono giunti? Che straccio. Mamma non mi mostrate mica qua la vostra mazzetta. Ma mi mostrate mica qui la vostra mazzetta? Mamma non mi mostrate mica qua la vostra mazzetta. Ah, l'hanno trasformato. Vale dire che a magia era ona. La magia era una. Ci sono riusciti. Ecco i nostri maghi. Maghi, Ci arrivo a vedere. Chiamatemi Harry Potter. Chiamatemi David Copperfield. Chiamatemi Houdini. Chiamatemi per i mani, per un po' di mare. Bravi idee. Avevano bussato anche la tela di ganto che fanno perché abbiamo imparato questa. Ah, abbiamo imparato questa finalmente. Ti mostrate assente. Osì mi sono campata, che bella pezza di teatro che ci avete fatto. Mi ne scappo ne fanno, ci ritroviamo dopo per un nostro ritratto. A dopo, Francine. Ero a sta bassante, fino appena valsidane, ad una lidami. Aiutami, hai dei problemi per lavorare, Anche io bego, Ma so bravi. E so bravi, bella sicura che so bravi. Ribiamo appena, forse incantando che bene meglio, Cantiamo. 3, 4. Chiamatemi Houdini E chiamatemi per i mani, per un po' di mare. Non taluo struvaglione, due siti non siti, rimbarcherai a Mugiavi. Cappia della Maru e Pisa delle Stringite le camiciole, asciuttatemi il fondo ideale, troverà soluzioni. Regalatemi ai pesci, agli un sangue avvelenato, rimbarcherai a Cantavi. Si lo sbaglia di pure, si lo pisare.
Bravi Oside, avete cantato proprio, dirà un piacere, eravamo proprio non tasso a te, lo tremulamo udidi. Ma a guardi ora ad andare a tremulare con gli amici che ci aspettano per un bello ritrato. Andiamo, che ne dite? Andiamo. Allora venite con me, andiamo a piacere un bello ritrato. Siete pronti per un ritratto? Yeah. Allora andiamo.